2, 3. Brescia, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Brescia, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Bentrovati a Brescia Bellezza, iniziamo questo appuntamento con il dialetto, la semega, che cos'è? È l'anguria, la cimice oppure la sedia? Poi attenzione, una notizia così di costume particolare, si tramanda che nella metà del 1500 un funambolo d'origine turca abbia camminato su una fune. Voi direte, vabbè, dove sta la cosa? Il funambolo, quello fa di professione, certo, ma dove svolse questo esperimento a Brescia? Tra il Duomo e Palazzo Broletto, tra due balconi di Corso Zanardelli oppure tra Palazzo Loggia e i Mac delle Ure? Poi attenzione, quando si dice ridotto a Brescia, a cosa si pensa? Al Duomo Vecchio, al cortile di Palazzo Broletto oppure al Teatro Grande? State qui con noi, grazie, tra poco raccontiamo tutto. Signor Giovanni, buon pomeriggio, un piacere averla qui da Lupo Antico. Questo è lo studio del capo, signor Giovanni. Questo qua i clienti vengono a chiedere gli sconti. Esatto. Qua ragazzi, le decisioni importanti si prendono qua dal Lupo Antico. Senta signor Giovanni, in dialetto, lei il dialetto lo conosce di Brescia? Sì. Vabbè, ho già visto che è a metà strada. La somega che cos'è? È l'anguria, la cimice o la sedia? La cimice? Ce ne sono ancora, esistono anche in questo periodo. Senta signor Giovanni, si dice che nella metà del 1500 a Brescia ci fu un funambolo di origine turca che avesse camminato su una fune. Ma dove compì questo percorso così acrobatico? Tra il Duomo e Palazzo Broletto? Tra i due balconi di Corso Zanardelli o tra Palazzo Loggia e i Mac delle Ure, quindi attraversando tutta la piazza? Cioè Piazza Duomo, Corso Zanardelli o Piazza Loggia, secondo lei? Secondo me Piazza Loggia. Secondo lei che dice uno spettacolo importante in Piazza Loggia? Bah, vedremo. Allora, quando si dice ridotto a Brescia, al di là del caffè, a che cosa si pensa? Al Duomo Vecchio, al cortile di Palazzo Broletto o al Teatro Grande? Ridotto di che cosa? Piccini. Piccini. Ridotto piccini. Ma il lupo antico chi è? Eccolo qui il lupo antico, è lui Mauro Lupatini, grazie, ben ritrovato. Ben ritrovato, cavolo. Senti Mauro, vabbè, ma qua ragazzi, c'è la pelle della testa, tutta roba di qualità e tu vai a montarle nelle case queste cose. Io vado anche a montarle. Ancora ti sporchi le mani. Soprattutto. Nonostante ormai raggiunto livello di professionalità elevati, vieni a casa nostra e fa il lavoro a regola d'arte, eseguito correttamente, benissimo, sarete contentissimi. Lupo antico. Allora, Lupo antico, la somega, che cos'è? Magari nel montare qualche finestra, zanzariera, la somega. Sono sempre un sacco, le cimici. Cimici, vai. Si tramanda che nella metà del 1500, attento, ci fu un funambolo, cioè acrobata sulla fune, che fece questa impresa in centro a Brescia, dove? Tra il Duomo e Palazzo Broletto, quindi Piazza Duomo. Tra due balconi di Corso Zanardelli oppure tra Palazzo Loggia e i Mac delle Ure, quindi attraversando tutta Piazza Loggia, dove? Tra Palazzo Loggia e Mai delle Ure. È deciso, Quando si dice ridotto a Brescia, che cosa si pensa? Dice al ridotto di che? Del Duomo Vecchio, del cortile di Palazzo Broletto o del Teatro Grande? Cortile e Palazzo Broletto. Bene, ecco le soluzioni, la semega, eccola qui, guardate per la gioia di voi nostre care telespettatrici, è proprio la cimice. Poi attenzione, questo funambolo d'origine turca diede atto delle sue prodezze a Brescia nel 1500, intorno alla metà del 1500, tra il Duomo e Palazzo Broletto. Poi il ridotto è il ridotto del Teatro Grande, che venne edificato intorno tra il 1761 e il 1769. È uno splendido esempio di architettura rococò. Se non l'avete mai visitato, fatelo perché davvero ne vale la pena. Bene, grazie a tutti e ci rivediamo alla prossima.